Scheletri, ragnatele, zucche e streghe. Le terme festeggiano Halloween. Grande la partecipazione per la festa dei brividi, che si è tenuta nel weekend e che continuerà fino al 1° novembre. Un taglio decisamente diverso, quello applicato dalla nuova amministrazione, che ha deciso di cancellare la precedente Kermesse della Notte Nera per progettarne una tutta nuova, più a misura di famiglia. Sviluppata in gran parte nel parco termale, all'interno della manifestazione è possibile trovare un mercatino tematico e varie attrazioni e spettacoli per i più piccoli. Nella giornata di domenica, tra gli eventi collegati all'Abano Street Halloween, si è tenuta un'esibizione dell'associazione Cuochi Terme Euganee, che ha visto alcuni chef degli alberghi del territorio cimentarsi con l'intaglio delle zucche. Zucche che poi sono state vendute e il cui ricavato sarà devoluto ad un'associazione del territorio. Sfiscia Channel News, Abano Terme.